Ciao a tutti ragazzi, oggi prepariamo la torta di bietole con prescinsea detta pasqualina. Per prima cosa ci procuriamo delle bietole fresche che andremo a tagliare. Ci mettiamo un po' di farina, così cuocendo quando si forma l'acqua, la farina prende l'acqua in eccesso. Dobbiamo condire la prescinsea. Usiamo il nostro olio extravergine e ci mettiamo sempre un po' di sale, olio e andiamo a girare. Le sfoglie ne metto 3, una sotto e 2 sopra. Sotto bisogna mettere un po' di olio abbondante. Se fate un bel impasto, come vedete, la sfoglia non si rompe. Ora vi faccio vedere come inseriamo le uova. Andiamo a fare 3 scavetti così. Adesso cosa facciamo? Andiamo a mettere l'altra sfoglia e andiamo a coprire così. Terza sfoglia ragazzi. Volete fare la cupoletta che si gonfia? Quando stiamo andando a chiudere qua, ok? Lasciate un po' così, un po' d'aria, la fate entrare così e chiudete. Vedete che in cottura si gonfierà la sfoglia sopra. Eccola ragazzi, la torta è pronta. Dopo 25 minuti a 240 gradi possiamo levarla. Eccola qua.